Impresa in un giorno, da oggi si può. Cambia la tessera di riconoscimento in regime di appalto nei cantieri. L'artigianato a Friuli Doc 2010. 17ª giornata mondiale dell'Alzheimer. Corso sulla certificazione energetica degli edifici. Banca di Cividale, gli artigiani, la nostra storia. Buonasera e ben ritrovati da Impresa Diretta. E iniziamo subito con una buona notizia per i nuovi imprenditori. Fare impresa in un giorno potrebbe non essere più un miraggio. Con la segnalazione certificata di inizio attività si può aprire un'azienda in tempi record. È una delle novità del pacchetto di recenti misure varate dal governo per semplificare la vita agli imprenditori. Si tratta di una sorta di autocertificazione che l'aspirante imprenditore dovrà inviare alla pubblica amministrazione e che sostituisce autorizzazioni, licenze, concessioni, permettendo di aprire subito l'attività. Il governo ha dato un colpo di acceleratore anche al funzionamento delle agenzie per le imprese e dello sportello unico per le attività produttive. È inoltre prevista l'emanazione di regolamenti per introdurre un'altra novità, il principio di proporzionalità negli adempimenti amministrativi, che dovranno tener conto delle dimensioni e dei settori di attività delle imprese. Tutto ciò in linea con lo Small Business Act adottato a livello europeo. Il piano straordinario contro le mafie in vigore dal 7 settembre 2010 ha introdotto alcune novità in merito alla tessera di riconoscimento per tutti i lavoratori destinati ad operare in regime di appalto e subappalto, inclusi i cantieri edili. In particolare la tessera dovrà riportare la fotografia e la generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Dovrà inoltre essere indicato il committente per quanto riguarda i lavoratori autonomi e la data di assunzione e l'eventuale autorizzazione al subappalto per i lavoratori delle imprese appaltatrici e subappaltatrici. In attesa dei dovuti chiarimenti ministeriali circa l'applicabilità del provvedimento e l'eventuale limitazione delle disposizioni sul tesserino ai soli addetti ai cantieri, così come la legge lascerebbe intendere, l'obbligo va esteso in via prudenziale a tutte le tipologie di appalto e subappalto. E ricordiamo l'appuntamento con la 16ª edizione di Friuli Doc in programma a Udine dal 16 al 19 settembre, con numeri record per l'artigianato e interessanti novità. Il servizio. Quest'anno ci presentiamo in grande quantità, ma soprattutto in grande qualità, sia Mercato Vecchio, via Vittorio Veneto, ma direi soprattutto nella chiesa di San Francesco, un contenitore eccezionale in cui saranno presenti l'arte orafa, la tavola di Alice con diversi progetti, diversi convegni, diversi incontri per dibattere e presentare la capacità, l'eccellenza dell'artigianato friulano. E così noi speriamo che tra un buon bicchiere di vino, una salsiccia o quant'altro si possa anche guardare, imparare, apprendere anche un po' di cultura artigiana per capire e comprendere chi siamo, cosa facciamo e l'utilità di essere artigiani. Direi che più che continuare è stabile, perché Confartigianato è uno dei fondatori di questa iniziativa, ha un ruolo molto importante, peraltro via Mercato Vecchio e anche Chiesa di San Francesco sono diventati in questi ultimi anni punti di riferimento per vedere la bravura degli artigiani friulani, la capacità creativa e devo dire che sono stand sempre molto visitati, questo è un bel segnale.
Gli esperti la definiscono la nuova epidemia silenziosa, una patologia che non colpisce solo gli anziani, non semplice da diagnosticare, ma soprattutto difficile da affrontare. L'Alzheimer è infatti una malattia degenerativa e invalidante che ogni anno colpisce nel mondo circa 4,5 milioni di persone. Per comprendere quali sono i sintomi della malattia, quali le terapie finora individuate per la cura e soprattutto come assistere il malato di Alzheimer, il gruppo ANAP di Udine, in collaborazione con Confartigianato Udine, il Comune, la Provincia, l'Associazione Alzheimer Udine e Maico, organizza la 17ª giornata mondiale dell'Alzheimer. Tra i testimonial il campione di pugilato Nino Benvenuti. L'appuntamento è per martedì 21 settembre alle 20 al Teatro Palamostre di Udine e l'ingresso è completamente gratuito. Ricordiamo infine che lo sportello Energia di Confartigianato Udine organizza un corso di aggiornamento sulla certificazione energetica degli edifici indirizzato ad installatori, impiantisti, liberi professionisti e studenti universitari. Il corso, della durata complessiva di 8 ore, si svolgerà a Udine in via del Pozzotto mercoledì 22 e giovedì 23 settembre dalle 14:30 alle 18:30. Per informazioni e iscrizioni visitare il sito www.confartigianatoudine.com o contattare lo sportello Energia al numero che compare sui vostri schermi. Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e buona serata. È difficile raccontare con le parole le emozioni e i ricordi delle nostre vite dedicate al lavoro. Ed è grazie a chi ci ha sostenuto che ora possiamo sfogliare la nostra storia. Tutte le piccole cose di ogni giorno che hanno reso grande la vita di noi artigiani e di chi ci è rimasto vicino per guardare lontano. Banca di Cividale, gli artigiani, la nostra storia.